Me lo avevate preannunciato in un'intervista che avevamo realizzato un po' di tempo fa, una giornata come questa, per ricordare i 100 anni di Ma se che penso. Momento importante, no? Grandi artisti, un grande momento, e quindi insomma Ma se che penso è il più importante di tutti. Beh, certo, noi siamo felici di onorare questi grandi, perché erano grandi musicisti e compositori che l'hanno realizzato, l'hanno composto, e sono 100 anni, quindi è una meta molto importante per valorizzare la città, per valorizzare tutta la storia non soltanto di Genova, ma di Genova quando anche è emigrata, la Genova è emigrante, che è arrivata in America, è arrivata nel Sud America e via dicendo. Quindi è un momento importante da ogni punto di vista, per la cultura della città, per questi flussi migratori consistenti che ci sono stati allora. Magari Alberto può dire... E infatti mi viene spontaneo dire, hai parlato di una Genova che migrava, poi di una Genova che però tornava o aveva la nostalgia di tornare, perché si torna a Genova, si torna a Genova. Beh, tieni presente che per esempio dal Brasile, cioè noi genovesi, insomma noi liguri abbiamo avuto dei personaggi importantissimi all'interno del Sud America. Ora, due dei più grandi calciatori al mondo, uno che ha vinto con l'Uruguay, che è stato l'unico a vincere con l'Uruguay, lo scudetto dell'Uruguay, erano tutti genovesi, quindi voglio dire, ci abbiamo portato un enorme contributo. Tieni presente che, ad esempio, quando è nato il tango è nato in Uruguay, poi è stato trasferito in Argentina, però il gruppo che ha lanciato il tango in America è stato un quintetto genovese di Ligure. Quindi vedete, è importante la presenza dei Liguri. Anche il tango un po' ci appartiene. E quindi insomma ci appartiene però il Ma se che penso. E allora, 100 anni e non dimostrarli per il Ma se che penso. Certo, ti dico, le due cose sono molto collegate. Da una parte tutta la storia genovese, la storia del porto che ha avuto insomma, il massimo dei traffici e il massimo della ricchezza nei secoli scorsi, no? Grazie alla quale certe grandi famiglie nobiliari sono riuscite anche a fare grossi investimenti, a prestare un sacco di soldi ad altri stati europei. E quindi aver marcato la storia di questi paesi. Dall'altra parte però ci sono, diciamo, come c'erano dei ricchissimi, c'erano dei poveri e questi hanno alimentato le emigrazioni. Però il povero che andava in America, per esempio, a cercare fortuna, poi aveva una nostalgia enorme di Genova stessa. Di qui nasce all'inizio, insomma nella prima metà del secolo scorso, l'esigenza da parte di alcuni grandi compositori, perché sono grandi, di fare Ma se che penso. E allora 100 anni e non dimostrarli per Ma se che penso. Facciamogli gli auguri. Sì, facciamo gli auguri a Ma se che penso. Ringraziamo Cappello, l'autore del testo, che ha avuto questa idea geniale di fare un testo in lingua genovese che parlasse però del tentativo di ritornare in patria. E si torna sempre a Genova. Tanti auguri, Ma se che penso.